A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Screenshot. Piccoli segni in cammino con Pierluigi Di Piazza è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata che dedichiamo al convegno annuale organizzato dal Centro Balducci, il primo senza la presenza fisica di Don Pierluigi Di Piazza, convegno che si aprirà domani. La cornice torna ad essere quella della prima giornata, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, poi insomma incontri sul territorio come da tradizione. Il 30° anno del convegno che appunto nel corso della sua storia ha promosso incontri, dialoghi, confronti in Friuli su temi spirituali ma anche sui temi dell'attualità. Il convegno appunto si aprirà domani sera alle 20:30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, serata che sarà trasmessa in diretta da Telefriuli. Per parlare del convegno, dello spirito che lo anima in questo anno così particolare, di come si svilupperà, di quali sono i suoi protagonisti, parleremo con Giampaolo Carbonetto che ci ha raggiunto in studio. Grazie Giampaolo, Grazie a voi dell'invito. per essere qui con noi. Io direi di cominciare proprio da piccoli segni che fa un po' da quadro alle giornate del convegno. Perché piccoli segni? Piccoli segni era una delle parole, dei modi di dire che usava spesso Pierluigi insieme a tutta una serie di altre espressioni. Piccoli segni perché per creare qualcosa di stabile bisogna andare avanti un po' alla volta, bisogna dare piccoli segni ed essere capaci di interpretare i piccoli segni. Dopodiché si procede un po' alla volta e si arriva a creare la seconda parte del titolo del convegno, che è la forza dell'utopia, che Pierluigi interpretava sempre non nel classico modo dell'etimologia posto che non esiste, ma soltanto come posto non ancora raggiunto. Verso il quale appunto camminare facendo passi e gesti concreti nella quotidianità. E peraltro, a proposito, abbiamo insomma detto di alcune parole, di alcune frasi che Pierluigi era solito ripetere. Ci sono anche i titoli di alcuni dei suoi libri, delle sue pubblicazioni, che in qualche maniera fungono un po' da filo conduttore delle diverse giornate del convegno. Abbiamo pensato di sfruttare proprio i titoli dei libri, di alcuni libri, non di tutti, di Pierluigi per delimitare delle aree di ragionamento. Pierluigi ha scritto vari libri, ma tenendoli abbastanza staccati l'uno dall'altro, individuando dei temi su cui ragionare, scrivere, parlare, discutere. E seguendo appunto questi libri, i titoli di questi libri, si arriva alle 5 divisioni che abbiamo individuato per questo convegno. Naturalmente non è una cosa che possa essere considerata esaustiva di tutta la vita e la vicenda di Pierluigi. Sono degli inizi, insomma. Il convegno si è sempre caratterizzato, no, come luogo di riflessione ma anche come luogo di incontro tra personalità, ma non solo personalità, anche voci di tutto il pianeta, no, all'insegna di quell'uomo planetario che ha sempre un po' tracciato la strada in tutti gli incontri e nell'essenza stessa poi del Centro Balducci di per sé luogo di incontro. Ecco, viene portato avanti questo cammino. Sì, in questo convegno cerchiamo appunto di dare seguito a una delle caratteristiche di Pierluigi, che era quella di non mai schivare il confronto, ma anzi di andarlo a cercare e di andare a cercare anche dei confronti difficili, dei confronti complicati, spinosi, scivolosi, quindi portare all'attenzione di tutti dei momenti in cui potevano esserci anche delle polemiche che non venivano mai affrontate come polemiche fine a se stesse, ma venivano interpretate come polemiche che erano spunto per partire a ragionare e a cercare di trovare soluzioni diverse, perché in definitiva
lo sforzo maggiore che tutti dovremmo fare davanti alle difficoltà è cercare di appollaiarsi su posti inconsueti, vedere il mondo da una posizione che ti permette scorci diversi, inesplorati, e da quelli vedere se si riesce ad andare avanti. Il convegno non è mai stato autocelebrativo, non ha mai dato spazio alla retorica, si sono affrontati anche temi e questioni spinose, come giustamente dicevi, con grande apertura al confronto, al dibattito. Quest'anno forse c'è un po' il rischio, essendo appunto il primo anno che non vedrà la presenza almeno fisica di Don Pierluigi, di cadere nella retorica. Ecco, come avete pensato di affrontare un anno di... Cioè, è anche il 30° anno, no, del convegno? Beh, intanto sul 30° anno c'è da fare un minimo di riflessione, perché è il 30° anno del convegno. È morto purtroppo Pierluigi e questo sarebbe stato però l'anno degli anniversari tondi riferiti sia a Balducci sia a Turoldo. E il convegno teoricamente, inizialmente, prima che purtroppo Pierluigi ci lasciasse, doveva essere proprio dedicato a loro. Adesso ci parlerà necessariamente, obbligatoriamente quasi, di Pierluigi e della sua figura, però abbiamo studiato questo convegno, abbiamo parlato con i relatori proprio specificando che lo scopo di questo convegno non è santificare o celebrare la figura di Pierluigi, che già è considerata assolutamente bene di per sé, senza ulteriori sforzi. Lo sforzo del convegno deve essere quello di cercare di capire il lavoro di Pierluigi, di cercare di far chiarezza su come portare avanti la sua eredità spirituale, morale, etica, sociale e così via, insomma. Ecco, mi vengono in mente le parole pronunciate da Don Ciotti proprio in occasione del saluto a Don Pierluigi di Piazza, che diceva non cercatelo sottoterra, non cercatelo tra i morti, cercatelo tra i vivi. E credo insomma che sia un messaggio molto importante da tenere bene in mente anche in occasione di questo convegno. Nella sua vita Don Pierluigi ha incontrato tantissime persone e ha fatto tesoro, credo, di ogni suo incontro. Si sono creati rapporti importanti, amicizie importanti con figure che poi sono sempre state coinvolte, no, nel convegno. Questo succede anche quest'anno, già dalla prima serata. La prima serata è proprio una parata di amici, diciamo, perché a parte il fatto che a coordinare la prima serata sarà Marinella Chirico, che ha curato il libro di Pierluigi fatto insieme a Margherita Hack, Io credo. Ma molto amici di Pierluigi sono stati Vito Mancuso, Roberto Scarpinato e meno a lungo ma profondamente comunque il cardinale Zuppi. E quindi si tratta proprio di una partecipazione. A tale proposito vorrei sottolineare che non c'è stata grande difficoltà. Uno dice, beh, avrei fatto difficoltà a tirar fuori tutta questa gente per le 3 giornate di convegno. No, assolutamente no, perché le telefonate arrivavano e la risposta era immediatamente positiva. Soltanto qualcuno che aveva già impegni presi da moltissimo tempo e non è riuscito a venire in questi 3 giorni, ma ad esempio Cacciari, che non è riuscito a venire in questi 3 giorni, ha domandato immediatamente di poter essere subito dopo il convegno, di poter venire a parlare di Pierluigi, del suo modo di intendere quel lavoro che ha fatto, e difatti sarà martedì sera al Balducci. Questo appunto per... Scusa, solo il dottor Scarpinato, anzi senatore da ieri, Senatore, che sarà domani al Giovanni da Udine. All'inizio pareva non potesse venire perché aveva un impegno all'estero e è riuscito a spostare l'impegno all'estero pur di poter essere presente. Come si svilupperà la serata di domani, così per entrare un po' più, no, nel dettaglio del convegno? Nel dettaglio non so come entrare, perché non è che abbiamo concordato prima gli interventi, ovviamente.
però la strada è abbastanza chiara, cioè si parte da una posizione molto più spirituale, quella di Zuppi, per arrivare a una posizione, diciamo, mista, che è quella di Vito Mancuso, che è un teologo, ma assolutamente laico, per arrivare a qualcosa di assolutamente laico, che è la società, la lotta alle mafie, l'accoglienza, tutta un'altra cosa, tutte le altre cose, nelle parole di Roberto Scarpinato. Che è stato procuratore generale di Palermo, insomma magistrato, questo per chiarire un po' il quadro. Parliamo anche delle altre giornate, di quali sono i contenuti, quali sono anche i luoghi scelti per gli incontri. I luoghi sono praticamente sempre il Centro Balducci, tranne le appendici, diciamo. Il Centro Balducci che ha, grazie appunto all'opera di Pierluigi, ha una sala che può accogliere 400 persone. Per l'occasione c'è anche una tensostruttura esterna che è per le persone che non dovessero riuscire a star dentro, e ogni anno di solito questa viene usata. E la cosa è divisa appunto con dei titoli di libri. Il primo libro è Il mio nemico è l'indifferenza. Il mio nemico è l'indifferenza, e qui ci sono dei personaggi, tutti che sono già venuti al Balducci, tutti che hanno parlato al Balducci e tutti che hanno affrontato al Balducci con Pierluigi, spesso anche con me, dei temi spinosi, dei temi difficili, dei temi capaci di creare polemiche. C'è Maurizio Pallante, che è uno dei teorici della decrescita felice, che ultimamente sta affinando questo ragionamento. C'è Furio Onsel, che ha parlato di alcuni aspetti dei problemi sociali e delle disuguaglianze che crescono e che sono cresciute a dismisura negli ultimi decenni. Mario Novello, già responsabile del Centro di Salute Mentale del Medio Friuli, che parlerà del rapporto con le malattie mentali, che era un tema che stava molto a cuore a Pierluigi. E ci sarà Marcello Cozzi, che è uno che lavora molto sul confronto ecumenico e sulla interreligioso, insomma, quindi su temi anche molto, non solo che stavano a cuore a Pierluigi, ma che erano di primaria importanza in un centro come il Centro Balducci, dove arriva gente da tutto il mondo, come dicevi tu, e con tutte le religioni possibili e immaginabili, quindi con una necessità, non dico di fare grandi cose, ma quantomeno di convivere con esigenze diverse, credi diversi, abitudini e cose diverse. A concludere il tutto sarà Ugo Morelli, che tra l'altro aveva scritto un libro contro l'indifferenza e che cercherà di riassumere un po' questo concetto, parlando appunto della necessità di non essere mai indifferenti davanti agli altri. E questa era la davanti giornata, anche a se stessi. Anche a se stessi, indubbiamente. Questa era la giornata di venerdì. Adesso ci fermiamo, una breve pausa per la pubblicità, poi torneremo a parlare con Giampaolo Carbonetto del convegno del Centro Balducci. A tra poco. Di nuovo in studio con Screenshot, ospite questa sera il giornalista Giampaolo Carbonetto, con il quale stiamo parlando del convegno annuale, il 30° organizzato dal Centro Balducci di Zugliano. Siamo un po' entrati nel dettaglio anche delle giornate, del convegno, degli ospiti e anche dei contenuti. Eravamo arrivati, Giampaolo, al venerdì pomeriggio, nella prima parte della trasmissione. Appuntamenti, incontri anche la sera, riprendiamo allora il percorso. Sì, anche la sera, e la sera sarà dedicata proprio a quelli che, sempre dal titolo di uno dei libri di Pierluigi, sono chiamati compagni di strada, cioè coloro che hanno accompagnato la nascita e la crescita del centro fino ad oggi, in definitiva. E sono tutti appunto persone che hanno avuto a che fare con Pierluigi a lungo e intensamente. A cominciare la coordinatrice della serata sarà Fabiana Martini,
A cominciare, dicevo, da Vito Di Piazza, cioè il fratello di Pierluigi, che ovviamente ha seguito sempre molto da vicino l'attività di Pierluigi, e a continuare con Suor Marina Curuvilla, che è una delle due suore che vivono al Balducci e che fanno parte della vita del Balducci assieme ai volontari che permettono tutta l'attività del centro. Poi ci sarà Gianna Del Fabbro, che è una delle prime volontarie, di quelle che sono state nella prima schiera di volontariato che è arrivata quando Pierluigi ha dato vita al centro. Don Mario Vatta, sacerdote triestino, molto amico di Pierluigi, si chiamavano fratelli loro due, e autore insieme ad altri sacerdoti che lui venerdì sera, scusate, rappresenterà, autore, dicevo, della lettera di Natale che ormai da molti anni appare appunto a ogni Natale, che viene realizzata e scritta da una serie, una decina, dozzina, a seconda degli anni, di sacerdoti che analizza dal punto di vista spirituale, non soltanto tecnico e sociale, gli argomenti di maggiore rilevanza e di maggiore tensione esistenti nella nostra società. Due poi i docenti universitari, entrambi ormai in pensione, Giampaolo Gri, che ha accompagnato il Centro Balducci nei suoi primi anni, e Angelo Vianello, che anche nei primi anni ha fatto parte, ma poi ha continuato su certi argomenti ed è stato uno dei protagonisti della laurea honoris causa come imprenditore di solidarietà che l'Università di Udine ha dato a Don Di Piazza. Quella volta era rettore Onsel, che probabilmente ne parlerà anche nel segmento di cui parlavamo prima, e si concluderà quel segmento con Paola Colombo, perché da un bel po' di anni ormai la collaborazione tra Pierluigi e il centro e vicino e lontano era solida e continua. Peraltro con un ricordo proprio quest'estate nella sua Attualis, particolarmente insomma, sentito, particolarmente commovente. Siamo arrivati a questo punto alla giornata di sabato. Che cosa verrà proposto il sabato? Sabato mattina è Non girarti dall'altra parte il titolo, e si entra nella accoglienza, che è uno dei due caposaldi del Centro Balducci. Accoglienza e promozione culturale intese come due cose non separate né separabili, ma intrecciate strettamente, perché un desiderio, uno stimolo di solidarietà, se non sedimentato attraverso una solida cultura, rischia di essere soltanto episodico, momentaneo e di non portare a conseguenze solide. Interverranno Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, Valerio Cataldi, che è un giornalista RAI che ha fatto molti servizi soprattutto sulle rotte mediterranee dell'emigrazione, Luciano Scalettari, che è giornalista, presidente di ResQ, anche lui ha lavorato molto nel Mediterraneo ma anche sulla rotta balcanica, Antonio Silvio Calò, che vede le cose da cittadino europeo 2018, è stato premiato cittadino appunto per le sue azioni di solidarietà. Ci sarà inoltre anche, e qui non era ancora prevista nel programma e non eravamo riusciti a inserirla, ci sarà anche un'afghana rappresentante di Rawa, che è un'associazione afghana che lotta per l'emancipazione e la libertà delle donne, che in questo momento sembra essere più di attualità in Iran che in Afghanistan, ma in Afghanistan è solidamente piombata nella società con dei pesi terribili, con delle proibizioni
assolutamente incredibili per tutto un sesso femminile che non meriterebbe assolutamente di essere trattato in questa maniera. La conclusione sarà di Gianfranco Schiavone, che è presidente del Consorzio Italiano Solidarietà Ufficio Rifugiati, e ci sarà anche un collegamento con Kitzman in Ucraina per un aggiornamento su un progetto di collaborazione del Centro Balducci per i profughi che stanno arrivando da quel paese, che sono arrivati più che stanno arrivando, perché adesso c'è un momento di rallentamento fortunatamente, che però non si sa quanto durerà. Non si sa quanto durerà, c'è comunque ecco, una presenza nel territorio che non è più solo accoglienza e integrazione, no? Che è la fase 2. La fase 2 è la più difficile in definitiva, perché l'accoglienza appunto può essere momentanea, può essere frutto di un momento di solidarietà, di vicinanza. L'integrazione deve essere frutto di una cultura proprio. E siamo arrivati al sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio il titolo è Fuori dal Tempio, che era una forse dei titoli più indovinati di Pierluigi, cioè di una religione, anzi di una fede, perché la fede è molto diversa dalla religione ovviamente, di una fede che viene alimentata e vissuta fuori dal Tempio, cioè lontano dai riti, una fede che può essere vissuta senza intermediazioni obbligate, senza recite a memoria, senza incatenamenti di qualunque tipo. Non saprei come dire meglio. Ecco. Spontaneità. Nelle riflessioni. L'introduzione e coordinazione di Anna Piuzzi di Vita Cattolica, scelta anche appunto perché stiamo parlando di cose molto più spirituali, e ci sarà un primo filmato, ritratti di Pierluigi Di Piazza, ritratti spirituali, con Marco D'Agostini che spiegherà un po' questo film. Poi ci sarà l'intervento di Beppe Giulietti, che è presidente della Federazione Nazionale della Stampa, fondatore di Articolo 21, molto amico del centro Balducci, che ad Articolo 21 dà uno spazio fisso al suo interno, che parlerà di mille cose che ha vissuto insieme con Pierluigi, dalle marce per la pace, a tutta una cosa molto, e anche del Pierluigi giornalista, del Pierluigi che scriveva settimanalmente sul Messaggero Veneto un commento al Vangelo, che era un commento che si allargava molto dalle parole del Vangelo e basta, tenendo sempre però molto ben presente il Vangelo. Poi ci saranno due teologhe. La prima è Teresa Forcades, una monaca benedettina di Barcellona, suora di clausura, che esce molto raramente ma che ha deciso di venire qui da noi per esprimere il suo pensiero sul cristianesimo, sul divenire del cristianesimo e sui problemi che il cristianesimo ha in questo momento nell'accettare o nel rifiutare determinate situazioni che si creano nella società. I passaggi di sesso, tutte queste cose che rendono non facile il rapporto appunto tra Chiesa e società. E la seconda sarà Sherazad Husmanzadeh, che, e questo credo sia una cosa unica al mondo, è una teologa islamica e cattolica insieme. Si è laureata in teologia a Teheran e si è laureata in teologia in Vaticano. E quindi riuscirà a darci non so, dei nuovi punti di vista, ci riuscirà a farci appollaiare appunto su posti inconsueti per guardare questa difficile convivenza tra cattolicesimo e islamismo. Non vorrei dire tra cattolici ed islamici perché non credo che sia così difficile, ma tra cattolicesimo e islamismo sì, e guardarlo da un punto di vista
che tende a dimostrare che la convivenza non solo è possibile ma è doverosa e forse anche facile. Allora, siccome abbiamo pochissimi secondi, un flash lo darei anche sulla giornata di domenica, che è sempre stata un momento particolare in cui si esce anche dal Sì. centro Balducci per tradizione, andando però in luoghi significativi. Ecco, questa domenica qua non è stata una nostra scelta perché l'aveva già scelta Pierluigi. C'è una marcia della pace che parte dal castello di San Servolo in Slovenia, molto vicino al confine italiano, e scende fino a San Dorligo della Valle, percorrendo un tratto, l'ultimo tratto della cosiddetta rotta balcanica, e si terrà la domenica mattina. Pierluigi aveva già assicurato la sua presenza e quindi abbiamo ritenuto doveroso seguire le sue parole. Velocissimo ti dico anche le ultime due cose. Martedì ci sarà il Cacciari di cui avevo già accennato prima, mentre sabato 19 novembre Pierluigi aveva il compleanno il 20, ma era di domenica e non ci pareva il caso di farlo, e non ci pareva il caso di farlo perché i protagonisti saranno gli studenti. Saranno gli studenti in uno spazio che da molti anni ormai il convegno Balducci riservava appunto ai contatti con i ragazzi delle scuole. Un contatto al quale insomma Don Pierluigi teneva moltissimo. Ringraziamo molto Giampaolo Carbonetto per averci raccontato lo spirito e i contenuti di questo convegno. Naturalmente buon lavoro per queste giornate, grazie per aver condiviso questi pensieri, queste riflessioni con noi. Ricordiamo a partire da domani, giovedì 29 settembre, fino appunto a domenica, con poi questi due incontri di martedì 4 ottobre e sabato 19 novembre. Domani dalle 20:30 saremo in diretta su Telefriuli dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine per questo primo incontro. Grazie a ancora. voi anche per la diretta. Grazie, alla prossima, arrivederci.